Nočne sence se poslavljajo v dan, v megli nad vodo star mlin, poslednje sanje se umikajo stran, nazaj v lepši spomin. Prvi žvižg se zareže v zrak, ježarek se zarosi, nad stregem mesta v glave srca in kleti. Še eno dan se rodi, novo jutro, nov dan. Ko mislim besedo Prekmurje, na misel mi pride zelo skorlje. Storklje. Kaj mi spomine Prekmurje, dobre jestvin, bograč, gibanice, Gričke, pole dva mesta velika, Murska Sobota in Lendava. To je to. Sem že bila v Prekmurju, kadaj sem šla v Madžarsko in se lepo dobila v Moravske Toplice. In potem izlet, naslednji izlet na Prekmurje, nižina, ki je blizu Madžarske, tradicionalno glasbo. Marko skače. Marko skače po zelenoj trati, aj, 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 po zelenoj trati, aj, 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 po zelenoj trati. V rokah nosi 7 žutih zlatih, aj, 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 7 žutih zlatih, aj, 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 7 žutih zlatih. V rokah nosi 7 žutih zlatih, aj, 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 7 žutih zlatih, aj, 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 7 žutih zlatih. Buongiorno, benvenuti alla nostra gita in Prekmurje. Allora, come avete visto abbiamo stavolta una corriera enorme, perché per la prima volta nella storia delle nostre gite siamo in ben 65. Brata koni, zajmo išli daleč pod divojko, aj, aj. Il nostro chitarrista Giampaolo Bertoschi ha abbandonato la sua tournée europea per stare con noi, quindi Pagando si ottiene tutto. Tocca la voce guida. Ma no, dai, la voce guida. comincia tu. Dai. Marko skače po zelenoj trati, aj, 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 po zelenoj trati, aj, 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 po zelenoj trati. Dajte mi jo, draga moja mati, aj, 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 draga moja mati, aj, 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 draga moja mati. Ne dam ti jo. Eccoci finalmente arrivati in Prekmurje. Oh, emozione! Stiamo passando sopra la mura. Per chi non se ne fosse accorto come me. Dicevo, e quindi... Adesso, eccola qua sopra. Eccola. Sulla sinistra un altro nido con la cicogna dentro. Sulla destra, scusate. E non ho ancora bevuto, Ecco Maurizio.
Ecco, adesso siamo entrati proprio nella zona di Goricco, infatti come vedete stiamo andando su per una gorizza, per una collinetta, rispetto alla zona completamente pianeggiante dove eravamo prima. Sashita Gori Dole Kradunaya Gori Dole Kradunaya Gimme Benvenuti nel più grande castello della Slovenia, castello Grad. Sam grad je star najmanj 800 let in ima 365 sob. Il castello è vecchio 800 anni e ha, come abbiamo detto, 365 stanze. Ste lačni? Ja. Bom. Malo boste jedli. Na zdravlje. Zato, ko mi imamo eno svojo špraho, svoje besede. Aha. Ja. To je edino kot Primorci. Mi imamo naše, ne? Mi smo že pa Prekmurci, ki imamo nekaj posebnega. Dice che loro sono particolari e hanno una loro lingua, lo sappiamo, e quindi mentre nel resto della Slovenia sono pirhi, da loro sono remenke. Che cosa lui è te remenke? Jaz je praskal, ne? Sem pa že tretja generacija, moja babica začela, pol oče, no in zdaj sem pa jaz, ne? Il signor Herman è già la terza generazione che... No, a zdaj mlade več nočejo, tako da bo križ tega. Che fa le remenke, ha iniziato sua nonna e adesso dice purtroppo i giovani non vogliono più portare avanti questo. E il colore viene graffiato via con questo temperamento. Milostno se spogledalo, spoznate so bile najne oči, med nama ljubezni več ni. Dröge
spiegare addobbato. Che festa è? No, che di solito... Vedi tu, che festa è? Pentecoste. Pentecoste. Per quello che hai alberi che come una volta alla processione forse. Abbiamo detto, è famosa la chiesa soprattutto per gli affreschi di Johannes Aquila. Alcuni si sono conservati anche qua, in questo lato della navata, ma soprattutto nel presbiterio. Si so venzi veli, si so venzi veli, si so venzi veli, sono moiselini. Allora, dopo il gotico, quindi dopo il 300, adesso andiamo a vedere una chiesa moderna, possiamo dire, ma in realtà non è solo una chiesa moderna, perché è una chiesa moderna che dentro a sé conserva una piccola chiesa gotica, anche lì. Yes, I'll leave land. Aranga, yes, I'll leave land. Aranga, yes, I'll leave land. Svoje mi scusami. Dov'è la chiesa gotica? All'entrata. Esatto, per così, no? Praticamente Plečnik a metà della chiesa l'ha aperta e ha fatto l'ingresso che porta verso questa. Cibi moja scusa, cibi moja scusa, na come spodno. Bene, quindi abbiamo detto adesso andiamo. Ah, siamo già arrivati. Siamo già arrivati a Filuzzi. Questo è un paese dove un tempo c'erano tantissimi vasai. Signor Drago vi dà il benvenuto qua nella Lončarska vas, che vuol dire che cosa? Zdaj smo prav. Villaggio dei vasai. No, zdaj smo prav prišli k eni od najstarejših panonskih hiš. Ta hiša se imenuje kot Cimprača ali pa Cimper, ker se gradi iz lesa, blata in slame. To so recimo že druge hiše. Questa è la Cimprača di cui abbiamo parlato anche in Corriera, quindi fatta di argilla, paglia e legno ovviamente. To sigurno sem prepričan, da oni ne bojo to uganili, sem pa prepričan, da so že tukaj v našem Prekmurju, upam, da bojo še jedli naš domači prekmurski. Bograče. Takole. Bograč. Gulaš pa bograč je razlika. Ne è razlika. È diverso, sono due cose diverse. Sì, ma più o meno. Ma si offendono, Daj mi mit ska pénzem az áj.
da lì. Ha già fatto qualche volta sto lavoro? No, però ho fatto tanta pizza. E la pizza? Un cappello, dai. Unica. Questo è un pezzo unico, eh? Sicuro. Samo idi drugi lumpara. Stare, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro! Ah, ecco, pensavo che steste dormendo, ma dal ciaccolio direi di no. Come dice il nome stesso, Rotunda, vedremo, è una chiesetta molto particolare perché è a pianta circolare. E proprio per questo, per la sua particolarità, è considerata uno dei monumenti artistici più importanti della Slovenia. E secondo la tradizione anche questa chiesetta sarebbe stata costruita dai Templari mentre tornavano a casa da una delle crociere. Sì, crociere! Perché si erano un po' annoiati, hanno detto sempre sta costa crociere, no, aspetta, andiamo a fare. Abbiate pazienza, ed è solo l'inizio. Ti ama bene? Dai, non ti dica mica 60 anni, Binkošna nedela, molil sem za tebe. Binkošna nedela, čakal sem na tebe. Oh, c'è le baracche, se fermiamo qua a vedere le baracche. Dai! Formati. No, torniamo a... va bene. Eccola qua. Oh, che bello. Cos'è? Oh, un cimitero anche. Oh, quanti cimiteri. Oh, no, andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo, sì, Otok Ljubezny, l'isola dell'amore. L'isola dell'amore? Sì, è un'isoletta sul fiume Mura che è chiamata così per due motivi. Uno che secondo la tradizione pare che i mugnai erano sempre degli uomini molto affascinanti e che avevano un sacco di donne che si innamoravano di loro. La seconda leggenda invece è quella del Babi Mlin, cioè che le signore anziane si recavano in questi mulini e ne uscivano ringiovanite. Rilassiate! E si reinnamoravano. Si innamoravano! Era stanche!
della messa. Sì, Si fa prima questo. La mura sgorga in Austria, nei Bassi Tauri, ed è lunga 444 km. E poi sfocia in Croazia, sfocia nella Drava in Croazia. Zato ko vetoj mrzloj zimi rože me cvetijo. V pokrajini Prekmurje, ja, regija Prekmurje je to. Tam na desni strani reke Mure imate že drugo regijo, Prlekijo. In seveda zdaj, ko ste prestopili tale betonski mostiček, ste tudi prišli na sam otok. Praticamente attraversando questo ponticello noi adesso ci troviamo sull'isola. Dall'altra parte della Mura non è più Prekmurje ma è Prlekija, quindi un'altra regione. Questo è moderno. Per fare la pipì la cacca? No, per fare la pipì, c'est buono per fare la pipì. C'est pratico. Sì, anche... greje, poleti na skladi, trpeženje. Perché d'inverno D'estate non scalda, d'estate fresco. Arieggia, tutta la natura arieggia. Spomnil se še stari ljudje, da se je rado hodilo v gosti, da si se ustavil po baru ali gre, nazdravil še kakšno besedo ali dve. Včasih pa, ko je sonce zašlo spod goric tja v Mursko vodo, zaslišal se je tisti cimbalski glas. Pobožal je loke, pobožal je vas. Gibanica e Borska. Bograč. Ecco, Bograč. Tudi jaz sem radovedna pokušati bograče in gibanico. Da si znal srečati štiri može z violino in brki in kar zraven gre. In če si ženil si hčerko ali dve, gosli in bajs so ti zbrusli peter. Včasih pa, ko se zvečeri in zapiha z veržejske strani, baje se jih sliši igrati glasno, tam v meglicah nad Mursko vodo.
Caterini. Cantiamo un'altra? No, adesso andiamo nell'ultima tappa della nostra gita che è a Turnisce. Andiamo in questo paesino per vedere la chiesa Devize Maria Unebosete dell'Assunta. Questa chiesa viene menzionata per la prima volta nel 1267. Allora la parte più antica è questa parte, però tutti gli storici sono d'accordo che questa chiesa era qua già almeno 200 anni prima, nel XI secolo, perché quando viene raccontata per la prima volta è già assai conosciuta e importante. Slika že rumeni, slika tvoj in ti, Cevocchi no guanti. Adesso stiamo per attraversare nuovamente il ponte e tornare dall'altra parte della Mura, quindi qui ufficialmente salutiamo il Prekmurie e salutiamo anche il fiume Mura. Non questo. Non questo, ma... Ecco. Ecco. Lì arrivi a fare. Ecco. Allora, Ciao Mura. prendi i saluzzi piangente lì. Adesso abbiamo lasciato Prekmurie e arriviamo in Perlechia. Perlechia che è una regione vinicola compresa tra i fiumi Drava e Musa. Che bello! Buona idea questa, sai? Questa è una buona idea. Andiamo a prendere i Krafen tutti tranne Benito che ha già mangiato troppi dolci sto fine settimana, quindi avrà il divieto di scendere dall'autobus. Anziché i 3+3 di Nora Orlandi, i 6+1 delle Troiane. Sin las fa una bella gita a Prekmurie. Non ieri mai, mi ha tanto piaciuto, mi ha soddisfatto. Particolarmente l'Iglesis, Dio di questa bella arte antica, mi ha veramente entusiasmato e commovuto. Dopo, sì, c'era da Dio di Ancia di Termis, che veramente ieri in Bielis, e pensi di tornare, pensi che mio marito forse tornerà per anni. Dopo se vi invio tanti bieli robis comunque, da bella compagnia, si vi divertuti, il paesaggio biel, tan verde, tanti boschi bellissimi, che sono stati a fare bieli passeggiati, veramente, so che il team non era, ma vi invio comunque tanti bieli robis. Sono soddisfatta veramente di questa gita, tan bene. La gita che abbiamo fatto oggi è stata benissimo, organizzata bene, mangiato bene. Cosa devo dire di più? La compagnia era favolosa,
sono veramente rimasto entusiasta. Come al solito le gite organizzate da Sara Tarpin sono un successo, perché oltre a essere interessanti dal punto di vista culturale, sono interessantissime anche dal punto di vista gastronomico. Abbiamo visto molte opere d'arte che diversamente non si sarebbero potute vedere andando da soli. Abbiamo avuto una compagnia splendida, è stata una cosa veramente bellissima. Grazie Sara. Volevo ringraziare la Sara per queste bellissime gite dove sempre lei ci porta a conoscere posti dove forse da soli non ci arriveremo, e posso veramente forse sembrare ripetitiva, ma la compagnia è veramente valida, anche se alla fine siamo stanchi, possiamo dire di essere sempre soddisfatti di queste gite. C'è tanta cultura, tante cose da vedere, e grazie Sara. Sem zelo content na ta izgled, ki smo naredili. Je bilo vse v redu in tudi če Sara mi je rekla, da so un rompibale, ma glavno je, da je bilo vse v redu in da mi se smo obnašali kot osebe, resne osebe. Ja, to je vse, kar jaz lahko povem. Hvala. Aspetta che metto il piede su davanti. Allora, questa gita che abbiamo fatto in 2 giorni è stata una gita molto interessante sia dal punto di vista culturale, perché abbiamo visto tante persone, ma più che altro dal punto di vista antropologico, perché abbiamo conosciuto tanti tipi umani. Uno per esempio è quello là, che lo potete anche... Un altro eccolo qua, e sono tutte persone che... Ciao, mi hanno arricchito nei miei personaggi. Un bacio ancora e poi Grazie. per sempre ti lascerò. Venci vele, si so venci vele, samo more zelene. Tico, Moci. Si so venci vele, samo more zelene. Arga je zalevlen, svojimi skuzami. Cosa siamo noi? Maxi! Tri Maxi! Arga je zalevlen svojimi skuzami. Radi. Vara della... No! Dai. Eine Cheers? Cheese!